sul tavolo della discussione il problema del collettore. E l'accesso al credito è un problema, crediti negati, quindi banche che ti negano, che non ti danno fiducia. Un giovane imprenditore può avere un finanziamento del 33% a fondo perduto del capitale che gli serve. Le fa onore questo qua. E poi la gente mi chiede: ma come mai hai lasciato l'Europa? Ma qual è stata la motivazione? Tu devi motivare con il tuo comportamento il fatto che quella sfida è possibile, perché altrimenti avrei potuto dire: scelgo a maggio, a seconda di come va, rimango in Europa o vado in Veneto. No, scelgo il Veneto. Vogliamo farne una anche fuori? Fuori al sole. Mi raccomando, farla brava. Le tasse sono sicuramente il lavoro, la giustizia. La prima cosa che faremo nei 100 giorni sarà la risposta: lavoro, occupazione, impresa, sostenere le imprese e la sanità. Chi fornite? Quali sono le aziende, a parte Finmeccanica? Allora guardi, noi i nostri settori di indirizzo sono il settore automobilistico, tra cui ovviamente in Italia la Fiat, ma anche Ferrari, il settore aeronautico dove spiccano la Legna, la Gusta, la Aermacchi. Il Veneto non finisce mai di stupirci. Adesso le nuove norme, la legge di stabilità, il Jobs Act dovrebbero incentivare anche l'occupazione. Guardi, io penso di sì, tant'è che noi abbiamo qua 5-6 lavoratori interinali che adesso, secondo me, possiamo fidarci a trasformarli in assunzione definitiva. L'ho messo. No, ha ragione lui, perché siamo noi in anticipo. Ho messo nel frigo apposta. Tutti i scandali, tutti i giorni. Non ne possiamo più, ragazzi. Hanno approvato la legge sul falso in bilancio adesso in queste ore qua e hanno aumentato le pene per la corruzione. Allora dobbiamo invece dire ai cittadini: non è vero che siamo tutti uguali, perché se tutti sono ladri nessuno è ladro. Come faccio a motivare una persona ad andare a votare a maggio? Con cosa? Con il mio esempio, col fatto che io ci credo, che credo nel cambiamento, che credo che questa regione debba ripartire, che i veneti meritano molto di più, a partire dalla sanità. Allora è inutile che a me il governatore mi venga a parlare di eccellenza. Abbiamo il ticket sanitario più alto d'Italia. Grazie della bellissima accoglienza al sindaco, a tutte le donne, alle insegnanti che sono venute a trovarmi. Noi apriremo 10 sportelli di progettazione europea in tutto il Veneto e metteremo a disposizione personale che aiuterà l'azienda a informarsi su quali bandi diretti ci sono e quindi ad agganciare quei fondi e quindi a ottenere dei finanziamenti importanti. 10 in tutto il Veneto.